Buongiorno Sofia, Buongiorno Paolo. e le chiedo cortesemente di presentarsi. Chi è, cosa fa in quale azienda? Sì, sono Sofia Canton, lavoro per Unox SPA, presente a Cadoneghe in provincia di Padova. Mi occupo di risorse umane, quindi della ricerca e selezione delle persone che entrano a far parte del gruppo, della formazione e anche del loro sviluppo personale e professionale. Bene, grazie Sofia per la presentazione. Lei è la persona giusta per questo progetto Job Week Veneto, promosso da Unioncamere Veneto con le Camere provinciali e con la direzione scientifica dell'Osservatorio di Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. Perché lei è qui? Perché la sua azienda dice: noi abbiamo delle posizioni che pensiamo siano adeguate a delle persone under 30 laureate in una delle università del Veneto. Di che posizione si tratta? Ce le può brevemente descrivere? Certo, noi in questo momento abbiamo davvero innumerevoli posizioni aperte in quanto siamo in forte espansione qui sul territorio di Padova, quindi stiamo ricercando persone che provengono sostanzialmente da quasi ogni corso di laurea che offrono le università, perché stiamo cercando profili ingegneristici, sia lato ufficio tecnico, quindi relativamente alla progettazione, sia anche profili che abbiano competenze sul processo, quindi lato più operation produttivo. Cerchiamo anche profili che provengono da scientifici, quindi per la nostra area di ricerca e sviluppo, fisici, e quant'altro, matematica, insomma, e tutti i filoni affini, così come se cerchiamo persone laureate anche su materie economiche o di scienze politiche per aree relative più alla customer experience che noi offriamo ai nostri clienti, e quindi anche competenze invece più umanistiche, quindi ad esempio la conoscenza delle lingue straniere, in quanto essendo una multinazionale abbiamo circa 35 filiali all'estero, e da qui diamo il supporto e l'assistenza in tutto il mondo, quindi assolutamente penso che possiamo coprire veramente tutti i corsi di studi che in questo momento l'università ci offre. Bene, potremmo sintetizzare Sofia dicendo: nessuna persona esclusa. Nessuna, confermo. Quindi qualsiasi sia il background, il percorso di studi, ci sono dei job che possono incontrare questo insieme di conoscenze o di skill maturate da un under 30 che possono essere utilmente e con soddisfazione impiegate nella sua azienda. Azienda di cui non abbiamo ancora detto niente. Quindi cosa fa Unox? Abbiamo già detto che è a Cadoneghe, core business e magari proiezione internazionale. Certo, noi ci occupiamo della progettazione e produzione di forni per l'alta ristorazione, quindi diciamo, i nostri clienti sono ristoratori, sono coloro che hanno, non so, supermercati, gastronomie, quindi entriamo in questa fascia di mercato. Qui in Unox ci occupiamo, siamo integrati verticalmente, quindi ci occupiamo quasi del 90% della costruzione del forno, nel senso che in casa progettiamo anche le componenti con cui è fatto il nostro forno professionale. Il gruppo è composto da diverse quindi società satellite, abbiamo Metex che si occupa del taglio e piegatura dei lamirati in acciaio inox oltre che del tubo, abbiamo Detix che è l'unica azienda chimico-farmaceutica del gruppo che si occupa del detergente, in quanto i forni anche si autolavano oltre ad essere connessi ad internet. Abbiamo un'azienda che si chiama Velex che si occupa della progettazione e produzione delle schede elettroniche, e Mavix che invece si occupa dello stampaggio delle materie plastiche. Quindi tutto è molto integrato, seguiamo il processo dalla A alla Z, quindi proprio dalla progettazione alla produzione. All'estero abbiamo una serie di filiali che sono prettamente commerciali. In realtà fra pochi mesi, con l'inizio del nuovo anno, apriremo anche la produzione in America. Quindi c'è un ampio respiro internazionale all'interno dell'azienda, c'è una media d'età di circa i 33 anni, quindi siamo in target preciso. Infatti ciò che cerchiamo in Unox è sicuramente le potenzialità delle persone che entrano a far parte di Unox, quindi cerchiamo soprattutto soft skills, non cerchiamo sicuramente competenze specifiche perché quelle si fanno quando si inizia a lavorare in azienda, quindi siamo ben disponibili a dare queste competenze che servono per svolgere il proprio ruolo. E abbiamo un sacco, appunto, per questo ribadisco l'importanza anche delle lingue, proprio perché da qui diamo assistenza in tutto il mondo, la necessità, insomma, oltre all'inglese, anche di avere altre competenze linguistiche, ovviamente non in tutti i voli è richiesto, però insomma è ben voluto, insomma, ecco. Molto bene, Sofia.
E un paio di buone ragioni per le quali una persona dovrebbe dire mi candido. Allora, un paio di buone ragioni, faccio fede anche alla mia esperienza, che sono entrata qui in Unox come neolaureata, quindi ho iniziato subito il mio percorso in Unox, sono passati ormai 6 anni. Ritengo che Unox sia una scuola, proprio perché è un'azienda che punta sui giovani, quindi non cerca persone che abbiano un grande background di esperienze, ma come dicevo prima, puntiamo alle soft skills, quindi a quelle potenzialità, al saper lavorare in team, alla motivazione, la positività, la voglia quindi di mettersi in gioco. Unox dà tutti gli strumenti per crescere, oltre che professionalmente, perché abbiamo diversi piani di crescita per i ragazzi che entrano a far parte, quindi questa è una sorta di academy, quindi di formazione che diamo a tutti, anche crescere personalmente. Siamo certificati come Great Place to Work, quindi siamo stati certificati come una delle migliori aziende in cui lavorare in Italia. Questo è ovviamente un risultato dalla soddisfazione dei dipendenti che lavorano già per noi, e anche proprio perché seguiamo insomma, cerchiamo questo famoso balance tra vita privata e vita lavorativa, e quindi cerchiamo di dare un qualcosa ai dipendenti che gli serva per vivere al meglio il contesto. Ad esempio, offriamo a tutte le persone che entrano a far parte del mondo Unox delle sessioni di coaching. Abbiamo dei coach che sono qui presenti, che servono anche appunto per migliorare degli aspetti che magari possono scricchiolare nella propria persona e che aiutano nell'attività lavorativa. Ecco, mi fermo qua forse perché ora ho chiuso già tante cose, spero già di aver invogliato, insomma, chiunque volesse candidarsi ad entrare a far parte del mondo Unox. Molto bene, molto chiara, Sofia, la sua illustrazione. Un unico appunto. Detto da lei che lavora ormai da 6 anni, fa un po' specie a uno della mia età, ma va Però... bene, va Dai, bene lo ormai. stesso. E la ringrazio e buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buon proseguimento. Grazie.